Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo della memoria degli oggetti. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano, di venirci chiaramente a trovare nei nostri gruppi Facebook, di venire anche in Telegram, dove al lunedì sera il vostro Marietto Veneziano con il The Guard tengono un percorso gratuito, chiaramente gratuito, esoterico, e naturalmente siamo già a 160 iscritti e stiamo crescendo. La descrizione e il link lo trovate, il link lo trovate sotto in descrizione. Bene, adesso parliamo un po' di queste memorie degli oggetti, perché ci sono oggetti, come voi sapete, che già di per sé, per la loro forma, emanano onde di forma che intaccano il nostro campo aureo e i nostri corpi sottili, e quindi già di sua natura un oggetto può essere meno propositivo che altri. Poi però succede che in alcune case, alcune abitazioni, e questo parlo per le abitazioni, succede che magari un inquilino entra o magari compra una casa già vissuta, e non perché l'inquilino prima aveva fatto disastri, ma magari l'inquilino ancora prima aveva fatto danni, l'inquilino che voi andate a sostituire si era accorto di questa situazione e aveva cambiato aria. E voi arrivate e vi rendete conto che c'è qualcosa che non va, tutto comincia ad andare storto e vi fate un grandissimo punto di domanda. Allora, il grandissimo punto di domanda deve essere risolto, può essere risolto, ad esempio, il vostro Marietto Veneziano tramite un'indagine radioestesica, e in quel caso lì si va a indagare se ci sono o nel sottosuolo delle falde o delle influenze negative, magari a livello di territorio, oppure proprio se è successo qualcosa di scandaloso, tipo omicidi, suicidi o grandi litigi fra quelli che abitavano prima, o magari prima di qualche famiglia, cioè nel senso che non erano i diretti che voi avete incontrato, ma gente che abitava ancora prima e che hanno lasciato nei muri le loro memorie, perché i muri assorbono le memorie, e se sono negativi figuratevi voi. Quindi ci sono persone che entrano in appartamenti, in case in cui pensano di aver fatto l'affare, ma magari hanno anche pagato a basso prezzo l'oggetto, e poi si rendono conto dopo qualche anno che praticamente anche loro hanno problemi in casa di varia natura, sul lavoro o sulla comunicazione fra i familiari, e si fa un punto di domanda. E qui il vostro Marietto e la vostra Hilde possono venire in soccorso con dei sigilli che possono essere messi fuori all'esterno della casa, così che quando uno arriva viene subito in un certo senso ripulito e neutralizzato, e all'interno. Oppure si può lavorare a distanza con una pulizia radionica, in modo che il locale, l'oggetto, la casa venga in un certo senso difesa e protetta. Chiaramente, purtroppo, se ci sono dei problemi a livello di falde acquifere o di territorio, la cosa diventa nettamente più importante e più difficile. E il vostro Marietto ve lo dice chiaramente: quando si parla di falde la cosa è anche un pochettino karmica, perché nella mia esperienza di operatore devo dire che dove ho trovato delle falde sotto alcune abitazioni, la cosa era karmica, molte persone erano andate lì per imparare qualcosa e la pulizia della casa risultava quasi impossibile. Quindi quando vi sono delle falde sotto delle abitazioni o dei nuclei, è difficilissimo riuscire a fare qualcosa, e se qualcuno vi promette che riesce a sanare la situazione è un birichino, perché già di partenza bisogna avvisare il cliente che la cosa è quasi improponibile. Però quando si parla invece di energie congeste che possono urtare i corpi sottili delle persone, dati magari da litigi o da qualche, come si suol dire, energia negativa negli oggetti, che potrebbero essere anche un pettine o un piatto o le mura, in questo caso qui, che così è più chiara la cosa, allora lì si può intervenire con dei sigilli di varia natura. Poi ogni caso è a sé e bisogna valutarlo, non esiste, come vi ha sempre detto il vostro Marietto, un caso uguale all'altro, e di conseguenza poi si va a intervenire in vari modi. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui. Vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi nel canale di The Garden del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook ed eventualmente anche in Telegram, dove al lunedì sera teniamo un percorso esoterico gratuito. Il link in descrizione lo trovate sotto in descrizione, vedete pure, tutto gratis. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!